buonasera a tutti. Un applauso di incoraggiamento. Allora, vi ringrazio per l'invito a nome della segreteria CISL Padova e Rovigo, ringrazio Renzo Marangon per l'invito perché è molto importante secondo noi in un momento come questo di crisi dei corpi intermedi essere chiamati per mettersi e rimettersi a contatto della comunità affinché ciascuno di noi nel proprio ruolo riesca a svolgere la propria funzione sociale. Il contributo che abbiamo voluto dare come CISL al convegno di oggi sono dei dati che noi abbiamo raccolto attraverso il nostro servizio di assistenza fiscale. Il nostro CAF CISL di Rovigo nel corso del 2019 ha elaborato ben 16.000 ISE. L'ISE è uno strumento che misura il reddito delle famiglie. Queste famiglie ricorrono a questo strumento quando devono fare una richiesta per avere delle prestazioni sociali o assistenziali. Di questi 16.000, quindi non sono persone queste 16.000, sono nuclei familiari perché l'ISE fa una fotografia della famiglia. Questi 16.000 ISE rappresentano circa il 18% della popolazione di Rovigo e provincia, quindi costituisce un angolo, insomma una visione di quella che è la situazione del Polesine oggi. All'interno di questi 16.000 ISE, 6.500 persone l'hanno usato per fare la richiesta ed avere il bonus acqua, luce e gas. Quindi questo significa che nella provincia di Rovigo ci sono 6.500 persone che hanno un reddito, un'indicazione di reddito che non supera gli 8.100 euro come famiglia. Chi sono queste persone? Sono pensionati con le pensioni minime e famiglie monoreddito. Quindi c'è una situazione di precarietà e di disagio all'interno della provincia e su questo noi come organizzazione dobbiamo batterci affinché queste persone non siano lasciate da sole e che quindi possano essere aiutate con tutti gli strumenti che saranno riconosciuti anche attraverso gli istituti per una tutela. Queste sono le notizie negative, diciamo, se noi guardiamo ai dati che abbiamo del 2019. Una speranza è data da quello di cui si parla nel Polesine, di questo ingresso di Amazon con l'assunzione di nuove persone. Si parla di 2.400 persone a regime, adesso sono circa la metà. Questo da un certo punto di vista è molto positivo, però gli organi intermedi, i corpi intermedi, diciamo, noi come sindacato abbiamo il dovere di verificare che questo tipo di nuova economia che va nel territorio e si espande, riesca comunque a creare un buon lavoro, perché se noi consideriamo che si creano tutti questi posti di lavoro, ma sono tutte persone, ad esempio, che andranno a lavorare part-time, capite che da un punto di vista, diciamo, dei dati risulteranno tanti nuovi assunti, ma da un punto di vista pratico, se una persona vive sempre con 700 euro al mese, dovrà sempre fare la richiesta per avere i bonus di riduzione dell'energia elettrica, del gas e della luce. Quindi si guarda con favore a questo nuovo intervento nel territorio del Polesine, ma deve essere comunque un intervento che garantisca quello che riconosce la Costituzione, un lavoro che riconosca una dignità al lavoratore e la possibilità di vivere in maniera adeguata. Questi nuovi investimenti da parte nostra devono servire anche, però non solo per i lavoratori, ma anche per coloro che hanno già lavorato, perché da un'altra indagine che è stata fatta nel Polesine, per ogni ragazzo sotto i 14 anni ci sono 3 persone over 65. Quindi è necessario che questa economia vada, come si diceva prima, a coprire, a tutelare anche coloro che non andranno a lavorare per Amazon, ma quindi queste attività
riescano anche a far fronte alle esigenze che ci sono e che ci saranno, quindi bisogna guardare anche a tutti i servizi di cui necessitano sia i lavoratori ma anche le persone che hanno già lavorato. Quindi c'è questa necessità e questi bonus sono una forma di tutela, ma ovviamente non possono essere la soluzione, perché bisogna dare la possibilità alle persone, certo riducendo le tariffe, facendo tutto quello che è possibile, però è necessario trovare delle soluzioni che evitino questo tipo di assistenzialismo da un certo punto di vista. Quindi questo è il nostro quadro. È preoccupante perché appunto il 18% della popolazione di Rovigo e provincia non è in grado di far fronte alle necessità quotidiane.